compiuto ieri sera 59 anni Alex Zanardi, lutto cittadino a Noventa Padovana, dove il grande campione bolognese era tornato a vivere dopo l'incidente di Siena. Martedì alle 11 funerali nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Dal Capo dello Stato alla Premier, dal Presidente del Veneto ai campioni dello sport, tantissimi messaggi da tutta Italia e dal Veneto per ricordare il suo coraggio e la voglia di lottare. Dal padovano al veneziano, dal vicentino alla Marca, tra gare, allenamenti e incontri con studenti e sportivi, il Veneto era diventato la sua terra. Una tempesta in un bicchiere d'acqua, per quanto sgradevole ma è tutto regolare. Parla per la prima volta del caso Minetti il ministro della giustizia Nordio, che si sofferma anche su zone rosse e longevità del governo. Dolore e commozione a Selvazzano Dentro per i funerali di Marco Cossi, il 47enne ucciso a coltellate il 19 aprile a Padova. Lo strazio silenzioso della madre, le parole del fratello. 83enne veneziana reagisce alla truffa dei finti poliziotti che in casa stavano per derubarla dei gioielli. L'anziana spinta a terra prima della fuga, i due banditi rintracciati e arrestati. La festa di tifosi e squadra per il Venezia in Serie A non cancella l'altro obiettivo degli arancio-nero-verdi, conquistare il campionato. È ufficialmente iniziata la stagione estiva, Jesolo, lidi aperti e spiagge affollate nel primo weekend di maggio, complici il bel tempo e il ponte, ottimismo per l'estate. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Dunque la scomparsa di Alex Zanardi, del campione Alex Zanardi, in primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali, con i funerali che sono stati fissati per martedì nella Basilica di Santa Giustina a Padova. È stata la famiglia ad annunciare la morte del campione, avvenuta ieri sera. Molto stretto il rapporto di Zanardi, di origine bolognese, con il Veneto. La maratona per noi è un'occasione unica per competere, perché è una gara podistica e noi non siamo propriamente atletica, noi siamo piuttosto ciclismo. Il funerale di Alex Zanardi si celebrerà martedì 5 maggio alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Un esempio per tutti gli sportivi, un punto di riferimento per la sua capacità di cadere e rialzarsi. La scomparsa di Alessandro Zanardi, anche per questo, è un pugno nello stomaco per tutti gli italiani. Una scomparsa avvenuta, sembra, a seguito di un malore fatale nella struttura che lo ospitava da tempo nel Padovano e annunciata dalla famiglia. Se n'è andato serenamente, dicono, proprio nello stesso giorno, il 1° maggio, in cui 32 anni fa morì anche il campione di Formula 1 Ayrton Senna. Una giornata di lutto per la comunità di Noventa, non solo per Noventa, ma penso per tutto il paese. Quando la famiglia ci comunicherà la giornata della cerimonia del funerale, e a quel punto là noi istituiremo la giornata di lutto cittadino, che è assolutamente doverosa. Alex era molto legato al Veneto, nato a Bologna 59 anni fa. Aveva scelto Noventa Padovana come luogo dove vivere con la famiglia, la moglie Daniela e il figlio Nicolò, e anche lì aveva creato fin da subito un legame speciale. Poi in bicicletta che andavo a Drio, io correvo forte, no, e ora che dicevo piano che mi vengo a Drio, sì, io rallentava, lo trovavo anche sui colli. Lo conoscevo perché lo vedevo parecchie volte circolare. Lo vedevo in giro tempo indietro, parecchio tempo indietro, e le ultime volte l'ho visto per sbaglio in pizzeria assieme a sua moglie. Sono molto dispiaciuta perché è un nostro compaesano. La notizia veramente mi ha fatto stare male, perché era un uomo buonissimo, e anche quando, appunto, dopo il primo incidente, mi ricordo, scendeva giù dall'auto e veniva come noi a fare la spesa là lì, scendeva giù dall'auto, un'auto anche molto alta, con una agilità e una grazia veramente tanta. Lo vedevo spesso, perché veniva anche al negozio supermercato lì, per cui arrivava là con la macchina, dava l'elenco della spesa e poi gliela portavano. Era una grande persona. Stamattina è stato un colpo pesante per noi. Ho pensato alla sua sofferenza, alla sofferenza del figlio, della famiglia e di tutti gli amici, parenti e il coso sportivo, no? Abbiamo perso un grande qui a Noventa. Quando facevo il banchetto davanti al supermercato ci siamo confrontati che avevamo naturalmente idee diverse sull'accoglienza diffusa dei profughi. Persona meravigliosa, fantastica. Nel Veneto, che l'aveva adottato, Alex aveva partecipato vincendole alla Treviso Marathon, la maratona di Padova e alla Venice Marathon. Poi, dopo l'ultimo incidente, era stato ricoverato per alcuni mesi all'ospedale San Bortolo di Vicenza.
Nell'annunciarne la scomparsa, la famiglia chiede anche il rispetto della riservatezza, una riservatezza che ha contraddistinto tutti questi anni. Ma è l'Italia intera a piangere la scomparsa di Alex Zanardi, centinaia di messaggi arrivati dalla politica, dallo sport e da tutto il Veneto che lui aveva scelto come casa. È un paese intero quello che oggi lega i propri ricordi alla vita di un campione che per ben 2 volte aveva visto la morte in faccia ed era sempre riuscito ad andare oltre. Il messaggio di cordoglio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva pochi minuti dopo la notizia della morte di Alex Zanardi. È stato per tutti questi anni un punto di riferimento di tutto lo sport, amato e ammirato per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo, ha scritto in una nota il Capo dello Stato. Anche la Premier Giorgia Meloni ha rivolto un messaggio di cordoglio alla famiglia a nome del governo. L'Italia perde un grande campione, un uomo straordinario capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità. Tanti gli sportivi che hanno incrociato le strade con Zanardi oggi lo piangono. Mi hai dato la forza di ripartire convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare di tutto, scrive Bebe Vio. Se ne va un uomo incredibile, capace di ispirare tutti noi, le parole di Federica Pellegrini. In Veneto Zanardi era stato accolto come una persona di famiglia e così lo ricorda il governatore Alberto Stefani. Addio Alex, il tuo esempio vivrà per sempre. Un forte legame anche con la città di Padova, come ricorda l'assessore allo sport Diego Bonavina. Un amico dello sport, un ambasciatore dei valori più belli che la nostra società possa avere. Alex ha rappresentato un emblema dello sport, ma un emblema di quello che tutte le sofferenze che possono capitare a una persona, le peggiori, ci ha insegnato la strada per non mollare mai, ci ha insegnato come reagire, ci ha insegnato a guardare sempre avanti. Questo è il ricordo che io ho di Alex. Ci lascia un modo di guardare la vita, scrive il sindaco di Padova Sergio Giordani, che con Bonavina si stringe alla moglie Barbara e al figlio Nicolò. Commosso anche il ricordo del presidente di Ascom Veneto Patrizio Bertin, che nel 2017 a Padova aveva consegnato a Zanardi il premio Memo Geremia. Ho avuto il piacere di conoscerlo, ho avuto il piacere anche di premiarlo e devo dire che è una persona che ha lasciato un grande ricordo, ma soprattutto un grande atleta, un grande anche, professionalmente, un personaggio che ha dimostrato di non mollare mai. Perfino la questura di Padova ha pubblicato una foto autografata che Zanardi aveva dedicato ai poliziotti che guidano le volanti. Con la scomparsa di Alex Zanardi, l'Italia piange la perdita di un campione straordinario, una leggenda dello sport paralimpico. Lo ringraziamo per il coraggio, la determinazione e la testimonianza che ci ha dato, specialmente nella sua seconda vita sportiva, ha scritto infine il presidente del Comitato Italiano Paralimpico del Veneto, Davide Giorgi. Una vita, quella di Alex Zanardi, scandita da successi e incidenti, poi il buio nel 2020. Una vita divisa in 3 parti per Alex Zanardi, prima e dopo il 2001 e poi dopo il 2020, data dell'ultimo drammatico incidente in Toscana. Prima quella da pilota, culminata con la Formula 1 tra il 1991 e il 1994, poi quella da atleta paralimpico con la handbike, la bicicletta adattata alla sua vita senza gambe, che lo ha portato a conquistare 8 medaglie alle Paralimpiadi. Dopo il primo incidente sul circuito automobilistico di Lausitzring in Germania, che gli costò l'amputazione delle gambe, reagì e iniziò una seconda vita. Emozionanti i suoi frequenti incontri con i giovani, questo a Bassano nel 2019. Arrivano le difficoltà, arrivano dei momenti in cui le difficoltà sono ancora più grandi e sembra impossibile poter andare oltre, e la metafora dei 5 secondi significa questo: chiudi gli occhi se serve, ma tieni duro, prova a tenere duro altri 5 secondi. È chiaramente una metafora, ma alle volte accade di riaprire gli occhi e scoprire che ti stava di fianco l'avversario ideale che tentavi di battere è effettivamente rimasto indietro. Da atleta paralimpico ha partecipato a tutte le maratone più importanti, compresa quella di Padova e Venezia, vinta più volte. Per me è un po' la maratona di casa, io proprio da casa parto direttamente con la mia handbike e arrivo lì a Villa Pisani per la partenza con grande facilità, quindi un appuntamento imperdibile. Strettissimo il suo rapporto con gli sportivi e i tifosi durante gli allenamenti sui Colli Euganei, che frequentava spesso, ad esempio Galzignano Terme, era uno dei
dei suoi punti di partenza preferiti, veniva fermato per un incoraggiamento o un selfie da quegli stessi sostenitori che ora attendono di tributargli l'ultimo saluto. È tutto a posto? Benissimo, te? Sempre sotto, eh? Hai finito? Sì, per oggi sì, stasera anche spinning, per cui leggero. Allora. Questa la pagina doverosa dedicata ad Alex Zanardi. Adesso la politica, zone rosse, sicurezza urbana, attività di governo. Oggi il ministro Carlo Nordio era presente a un evento elettorale a Spresiano dove di fatto per la prima volta ha parlato del caso della Grazia Nicole Minetti che sta infiammando il dibattito politico e non solo a livello nazionale. Tutto regolare, una tempesta in un bicchiere d'acqua, per quanto sgradevole la sua reazione raccolta dal nostro Nicola Marcato. Ministro, ritiene che ci siano state delle falle nel sistema giudiziario o nelle procedure di controllo sul caso Minetti? No, per carità, è stato fatto tutto regolarmente e lo stesso Presidente della Repubblica ieri ha detto che di concerto con il Ministero stanno aspettando i risultati della Procura Generale di Milano, che è quella che istituzionalmente è stata incaricata ed è incaricata di fare indagini, ma è stato tutto regolare e alla fine si vedrà che è stata una tempesta in un bicchiere d'acqua, per quanto sgradevole. Appare fiducioso il guardasigilli Carlo Nordio al termine di una settimana nuovamente infuocata, con lui tra i diretti protagonisti accanto al capo dello Stato di quello che è diventato il caso della Grazia Nicole Minetti, con la stessa procura uruguaiana che sta indagando sull'adozione del bimbo malato fatta nel paese sudamericano e più in generale su parte delle circostanze che hanno portato all'istanza del provvedimento di clemenza. Gli approfondimenti chiesti dal Quirinale, innescati dall'inchiesta giornalistica del Fatto Quotidiano, sono in corso su più livelli. Tutto regolare, ripete il ministro trevigiano, ospite di un evento elettorale a sostegno del sindaco uscente Marco Della Pietra a Spresiano, dove temi locali e nazionali sono quanto mai connessi, su tutti la sicurezza dei territori e il dibattito sull'efficacia delle zone rosse. Una è operativa a Treviso, nel quadrante tra Via Roma e Piazza Borsa. Bisogna sempre vederle caso per caso, non esistono soluzioni lineari in questi casi. Esistono delle realtà territoriali che vanno valutate caso per caso, in alcuni settori in alcuni momenti sono efficaci, in altri si possono anche rimandare. Sicurezza che è fatta di più aspetti, dice Nordio, ricomprendendo anche quella sulle strade, determinante, fa intendere il guardasigilli, il ruolo dei primi cittadini. La sicurezza locale che deve essere sì certo garantita dalle forze dell'ordine nazionali e ovviamente anche dalla magistratura, dal Ministero della Giustizia, ma è molto importante il contributo direi quasi principale del sindaco, dell'autorità locale. E questo nelle ore in cui l'esecutivo raggiunge un traguardo non scontato. Nordio lo rimarca dal palco. Oggi il governo compie 4 anni. Il secondo governo longevo, più longevo nella storia della Repubblica Italiana. Naturalmente poiché pensiamo di arrivare fino alla fine della legislatura batteremo tutti i record e saremo il primo. L'altro fronte caldo, quello della Biennale con la fondazione che rivede il proprio cerimoniale. I Leoni d'Oro verranno assegnati a novembre anziché sabato prossimo. Le dimissioni improvvise della giuria internazionale sulla 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia costringono la Fondazione a rivedere il proprio cerimoniale, solitamente abbastanza rigoroso. Il 9 maggio, sabato prossimo, ci sarà una semplice apertura della mostra al pubblico, senza alcuna cerimonia ufficiale a Ca' Giustinian. I giurati si sono dimessi in blocco e anche il ministro dei beni culturali del governo italiano Alessandro Giuri non sarà a Venezia per le note vicende. Dunque, nessuna consegna dei premi, che invece saranno assegnati più avanti, contrariamente al normale protocollo, dai visitatori in novembre alla fine della mostra, dopo che gli stessi visitatori avranno potuto votare online. Per l'ente culturale era impossibile, d'altra parte, nominare una nuova giuria, in quanto i profili erano stati individuati e scelti dalla compianta curatrice Coio Cuo.
prima della sua prematura scomparsa. Il team organizzativo sta comunque lavorando alla vernice di In Minor Keys, in chiave minore, questo è il titolo della mostra, da martedì a venerdì per il pubblico. Da sabato Pietrangelo Buttafuoco, in un'intervista a un giornale straniero, si è definito un uomo libero, nessuna volontà di polemizzare con il ministero o con il governo. Fonti a lui vicine ribadiscono che Pietrangelo Buttafuoco non ha alcuna intenzione di dimettersi. L'invio di ispettori ministeriali in Laguna è stato vissuto da molti come un ulteriore oltraggio alla città di Venezia. Buttafuoco però continua a lavorare alacremente in silenzio alla vernice e da lunedì finalmente a parlare sarà anzitutto l'arte, con un'anteprima a Porto Marghera, poi da martedì a venerdì la vernice per stampa e detti ai lavori, da sabato infine l'apertura al pubblico fino a novembre. Si sono svolti questa mattina nella chiesa di San Bartolomeo a Tencarola di Silvazzano Dentro i funerali di Marco Cossi, il 47enne di Latisana ucciso in via Isonzo a Padova, lo ricorderete, il 19 aprile. Il dolore silenzioso della mamma che non ha mai lasciato la bara del figlio, accompagnata dagli altri due figli, la mamma di Marco Cossi ha preso parte al funerale del 47enne massacrato a coltellate lo scorso 19 aprile in via Isonzo a Padova. Nella chiesa di San Bartolomeo a Tencarola di Silvazzano Dentro l'addio con gli amici che l'avevano conosciuto nel corso degli anni. Il parroco che ha officiato la cerimonia si è soffermato sulla crudeltà dell'efferato omicidio, ma ha ricordato come tanto dolore e tanta violenza ora si siano trasformati in pietà, compassione e devozione. Dopo l'omelia ha preso la parola a nome della famiglia il fratello Stefano, che ha ringraziato commosso quanti in questi giorni hanno voluto ricordare Marco. La frase che ho sentito ripetere più spesso è stata: era un gigante uomo. Era così. Marco oggi non è più qui con noi, ma tutto il bene che ha lasciato continuerà a vivere. Ciao Marco, per tutti noi continuerai a esserci sempre. Marco Cossi, originario di Latisana, è stato massacrato con oltre 15 coltellate da Samuele Donadello, il socio con cui stava per avviare un'attività di food truck. L'uomo ora si trova in carcere dopo aver confessato il delitto, mentre proseguono le indagini per verificare il movente e ritrovare l'arma. Al termine del funerale, il saluto degli amici con un lungo applauso fuori dalla chiesa. La cronaca, un'ultraottantenne è stata rapinata da due finti poliziotti che in una quarantina di giorni sono stati presi e arrestati dagli agenti della squadra mobile di Venezia. Un'83enne veneziana è stata truffata con la tecnica del finto poliziotto. In due si sono presentati in casa facendosi consegnare i preziosi che aveva per un valore di circa 50.000 euro. Quando però lei ha capito che non si trattava di veri agenti e ha opposto resistenza, è stata spinta violentemente a terra. Una truffa che a quel punto è diventata rapina. Il fatto risale allo scorso 17 marzo e per i due non ci è voluto molto ad essere scoperti dalla squadra mobile della questura lagunare. I presunti autori, originari del Salernitano e con precedenti di polizia, avrebbero trafugato gioielli e preziosi custoditi in casa per un valore stimato di circa 50.000 euro dopo aver indotto in errore l'anziana signora con delle false narrazioni, facendole credere di una asserita rapina commessa con l'autovettura del defunto marito. Le indagini sono iniziate subito dopo la denuncia dell'anziana. Preziose per le indagini sono state le telecamere di sorveglianza pubbliche e private che hanno consentito agli investigatori della squadra mobile di dare un volto ai presunti autori del reato e poi un utilizzo importante delle banche dati che hanno consentito di dare una identità a quei volti. L'impianto indiziario
taglio è stato proposto alla Procura della Repubblica, che lo ha ritenuto fondato, chiedendo ed ottenendo dal Tribunale di Venezia una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Agli indagati è stato anche notificato un pacchetto di misure di prevenzione disposto dal questore della provincia di Venezia, in particolare 2 fogli di via e 2 daspo urbani fuori contesto per la durata di 1 anno. Oltre al foglio di via, entrambi validi per 3 anni. La signora e il genero hanno spiegato poi agli agenti che l'anziana aveva ricevuto una telefonata dai 2 sedicenti poliziotti che, con il pretesto di indagare su una rapina in una gioielleria, l'avevano raggiunta a casa per controllare l'auto del marito e ispezionare i suoi ori. Ma l'anziana, insospettita dalle loro richieste, aveva detto chiaramente che il coniuge era mancato anni prima, eppure loro hanno continuato, ma questa volta sono stati presi. Rimaniamo a Venezia per lo sport e per la festa, per il ritorno in Serie A. Il pareggio alla Spezia per 2-2 vale la matematica promozione, festeggiamenti fino a notte fonda a Cavenezia. Questa l'esultanza di squadra e tifosi, ma si rimane concentrati perché ora gli arancio-nero-verdi puntano a battere il Palermo venerdì per conquistare la vittoria in campionato. Conquistata la Serie A grazie al pareggio per 2-2 a Spezia, dopo una notte indimenticabile di festa con un tripudio arancio-nero-verde a Cavenezia, il Venezia Football Club vuole vincere il campionato di Serie B. È già caccia al posto per venerdì al Penzo contro il Palermo, ma i biglietti non sono ancora disponibili. È attesa tra i tifosi anche per sapere quando ci sarà una celebrazione cittadina per il ritorno in Serie A dopo un solo anno, forse ancora con un corteo acqua in Canal Grande, ma questo molto probabilmente avverrà non prima di una settimana dopo l'ultimo impegno in campionato. Ecco alcune nostre interviste esclusive dalla festa della squadra. La svolta è stata subito quando è arrivato Giovanni Stroppa, perché ero convinto che ci potesse dare quel qualcosa che mancava, che aveva quel qualcosa in più che serviva alla piazza per partire. Non ho voglia di parlare, ho voglia di cantare. È scattato qualcosa, al di là del rapporto professionale, amichevole che ho con Filippo Antonelli, però di sicuro un grandissimo merito va a lui. Sei un po' veneziano di più oggi. Beh, sarebbe facile dirlo oggi, ma devo dire che la mia qualità di stare a Venezia, di usare i vaporetti per spostarmi è stato veramente un valore aggiunto. Volevo assolutamente vivere a Venezia, l'ho fatto. Non ci credevo perché, come ti ho detto, è la mia prima volta che vinco un campionato, vinco un titolo, qualcosa, ed è stato bellissimo. Sono orgoglioso della squadra, ma anche della società, perché la società ha fatto un buon step l'anno scorso, hanno scelto i giocatori veri per questa squadra. Ed è ufficialmente iniziata la stagione estiva, lidi aperti e spiagge affollate nel primo weekend di maggio, complice il bel tempo e ovviamente il ponte lungo.
Le banchine cominciano a popolarsi di castelli di sabbie e fortezze inespugnabili, via le scarpe sulle ciabatte e si passeggia in riva al mare. È ufficialmente iniziata la stagione estiva e spiagge, battigie e camminamenti si affollano di persone. Grandi numeri quelli dell'apertura stagionale a Jesolo, complici le temperature più che miti che hanno lanciato il litorale già nel mese di aprile. Il movimento, i nostri clienti affezionati, sia vicini ma anche stranieri provenienti insomma dall'Austria ma anche dalla Slovenia, dall'Ungheria, ricordiamoci che i paesi dell'est sono sicuramente flussi turistici in crescita, ci hanno dato un ottimo aprile per gli alberghi che erano aperti e quindi le prospettive sono sicuramente delle prospettive per la stagione importanti. Bene il primo weekend di maggio in cui molte persone hanno approfittato del Ponte Lungo. Il tasso di occupazione è intorno al 95%, in alcuni alberghi anche il 100%. Una stagione che inizia bene e non manca l'ottimismo tra gli albergatori nonostante la guerra in corso e i rincari che essa comporta. I riscontri che poi possono esserci nell'aumento dei prezzi del petrolio, nei movimenti, nelle tratte aeree, abbiamo molti clienti che arrivano in aereo e quindi questo ci preoccupa. Ci preoccupano gli aumenti della benzina perché sicuramente rendono tutti più poveri, quindi sicuramente ci sarà una riduzione in quelli che sono i tempi di permanenza nella località. Siamo ottimisti, le previsioni per la stagione sono di un'ottima tasso di occupazione, siamo circa 2-3 punti percentuali sopra l'anno scorso. Primo fine settimana di caldo e di lidi ufficialmente aperti e le strade verso i litorali si bloccano, complici anche gli incidenti alle porte delle città marittime. Ma nonostante questo, chi è a casa non rinuncia ad andare al mare. Una necessità dopo tanti mesi d'inverno e di freddo. È bellissimo, è sempre un piacere venire qui. Sì, assolutamente, è una giornata bellissima. A noi il mare piace tantissimo, quindi più stiamo qui meglio stiamo, quindi sarà molto facile che torneremo per qualche weekend. Jesolo è un classico, siamo venuti con i nostri amici tutti quanti, tutto bene qua. Avete approfittato del sole? Certo, le prime giornate di mare è sempre bella. Fosse così tutto l'anno. Vi devo però dare un aggiornamento di cronaca, una tragedia che si è registrata poco fa a Monastera, siamo quindi nella Marca trevigiana, dopo un sorpasso un motociclista è uscito di strada ed è finito in un fossato, nulla da fare per il Centauro che è morto sul colpo. Chiaramente vi daremo tutti gli aggiornamenti nel corso del telegiornale di Treviso. Dal Veneto è tutto, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.